Vi aspettiamo tutti qui il 24 per il Muzzuni, sarà sicuramente una grande serata ricca di tradizioni e divertimento. Vi aspettiamo! Amici di Bella Sicilia, aspettando la festa del Muzzuni ad Alcalalifusi il 24 giugno, guardate che momenti stiamo vivendo, momenti di sapori, di tante emozioni che vi raccontiamo in questo nuovo grande video. Amici di Bella Sicilia, siamo ad Alcalalifusi. Vi aspettiamo con tantissime degustazioni dei prodotti tipici dei Nebrodi, ovviamente con i vini siciliani. Qui in questo piatto abbiamo la salsiccia del suino nero, la porchetta del suino nero, abbiamo una caponata con dei prodotti ovviamente prodotti dal sottoscritto, la zucchina prodotta dal sottoscritto, la ricotta di pecora, la provola, questa è una provola di pecora. Buonasera amici di Bella Sicilia, benvenuti ad Alcalalifusi. Questa è una serata, diciamo, tra virgolette evento che si chiama Aspettando il Muzzuni. È una serata all'insegna di una degustazione di prodotti tipici siciliani e soprattutto di vini rossi siciliani. I vini che ci sono in degustazione questa sera, che troverete là sotto, poi farete sicuramente un altro video, sono delle tenute Orestiadi, una cantina siciliana che si trova a Gibellina in provincia di Trapani. I vini che stasera degusteremo saranno Etna Rosso, principalmente fatti tutti sull'Etna, Grillo, Caricante e poi anche dei Prosecchi fatti quasi tutti sull'Etna e poi dei rossi particolari sempre di tenute Orestiadi che poi vi spiegherà Enzo là sotto. Per il resto godetevi la bella serata e vi aspettiamo il 24 per il Muzzuni. Amici di Bella Sicilia, benvenuti sul nostro stand di Orestiadi. Vi presentiamo oggi Orestiadi con la cantina dell'Etna, che abbiamo due spumanti sull'Etna, un bianco e la cantina si chiama La Gelsomina, che è gestita da Orestiadi, e abbiamo uno spumante bianco e uno spumante rosé e poi un vino, un Etna bianco e un Etna rosso, per passare poi all'Orestiadi di Gibellina e presentiamo i nostri vini, che abbiamo un frappato, un perricone e un paximentis, che è un Syrah leggermente appassito in vigna, sperando che sia una bella serata di buon vino, buon cibo e buon divertimento, aspettando sempre il Muzzuni. Appunto, aspettando il grande giorno, quale invito facciamo? Vabbè, vi aspettiamo tutti normalmente il 24 giugno alla nostra grande festa del Muzzuni. Vi invitiamo tutti a partecipare. Amici di Bella Sicilia, per voi stasera qui l'orchestra spettacolo Music e Dance. Al mio fianco troviamo la cantante solista Rosaria Trigomi, accanto a lei il grande Mimma Mendolia, il leader quale pulsante dell'orchestra spettacolo. Al mio fianco uno dei fiati, Tonine L'Acqua. Accanto a lui troviamo Franco Venuto, un altro fiato, e infine Dulcis in Fundo, il pezzo grosso dell'orchestra spettacolo, alla tastiera e alla fisarmonica il maestro Pasquale Manna. Cosa ne pensate di Alcalalifusi? Siete stati altre volte in questo borgo? Allora, per noi è la nostra prima, almeno per quanto mi riguarda, è la mia primissima volta ad Alcalalifusi. Lo trovo un borgo molto molto bello, molto accogliente. È un po' particolare, devo dire, però sono sicura che ci stupirà e saremo sicuramente curiosi di tornare il 24 sera per il Muzzuni. Una parola a lui. Sì. Cosa si prova in questo giorno? Cosa si prova in questo borgo? È una grande emozione per noi perché siamo qui per la prima volta. In passato abbiamo girato molti paesi dei Nebrodi, ma dopo tanti anni siamo ad Alcalalifusi e per noi è un motivo di soddisfazione e vorrei per questo ringraziare l'amministrazione comunale di Alcalalifusi, il sindaco e l'assessore Dottore. Vi aspettiamo tutti qui il 24 per il Muzzuni, sarà sicuramente una grande serata ricca di tradizioni e divertimento. Vi aspettiamo! Ed aspettando un grande giorno indimenticabile. Eh sì, ormai siamo agli sgoccioli, quindi ad Alcalalifusi 24 giugno, festa del Muzzuni, la festa popolare più antica d'Italia, quindi
vi aspettiamo. Perché non perdersi quel giorno? Ma perché Alcara in quell'occasione si trasforma, i piccoli quartieri del paese rivivono, si rivitalizzano con l'allestimento dei vari altarini che poi in serata, subito dopo la processione di San Giovanni Battista, ospiteranno il Muzzuni, il simbolo per eccellenza, il protagonista della festa appunto. Ci saranno tanti sapori protagonisti, musica e tante emozioni. Ma sicuramente sì, come sempre, come ogni anno, l'atmosfera del Muzzuni sarà coinvolgente, quindi vi aspettiamo numerosi qui ad Alcara. Amici di Bella Sicilia, benvenuti ad Alcara Rifusi. Ci troviamo questa sera nella Villa Gaetano Patroniti, una villa molto cara a noi alcaresi, e iniziamo una delle 2 serate aspettando il Muzzuni. Muzzuni che sarà il 24 giugno ad Alcara Lifusi, una delle feste più importanti per noi, la festa popolare più antica d'Italia. Quella giornata vi saranno tanti sapori, si tornerà indietro nel tempo e tanta musica folk. Esattamente, quella giornata ad Alcara è tornare indietro nel tempo di tanti anni e trovare in queste viuzze del borgo tanta musica, tanti sapori e tanto divertimento. Lei, Assessore, è innamorato di questo borgo. A microfoni spenti ha parlato un po' della sua storia e davvero mi ha lasciato un po' gli occhi lucidi di emozione, in quanto ha vissuto anche fuori dal Alcara Lifusi, ma il richiamo di queste rock era incredibile. Questo piccolo borgo ha un richiamo particolare. Qui si vive nella natura, nella tranquillità, nella bellezza di un territorio unico. Invito tutti a visitarlo e a viverlo, soprattutto nella notte del 24 giugno. Grazie. Grazie a voi, grazie per essere sempre presenti. E aspettiamo i ballerini in pista, grandi e piccini, perché l'orchestra Music e Dance il piacere di ballare non ha limiti d'età. E si continua sulle note vibranti della fisarmonica, e da voi uno dei più celebri cantanti dell'America Latina è E aspettiamo i ballerini in pista, grandi e piccini, perché l'orchestra Music e Dance il piacere di ballare non ha limiti d'età. E si continua sulle note vibranti della fisarmonica, e da voi uno dei più celebri cantanti dell'America Latina è Buonasera, grazie di tutto. Ciao a tutti. Una buona serata a tutti. E quindi appuntamento al 24 giugno con la festa del Muzzuni. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine. Seguiranno altri contenuti che approfondiranno questo grande giorno, quindi continuate a seguirci. Appuntamento sui social del gruppo Onda TV per vivere tanti momenti dedicati alla nostra bella Sicilia. Fateci sapere da dove ci state guardando e cosa ne pensate delle immagini che avete visto, e fateci sapere anche se siete mai stati ad Alcara Lifusi alla festa del Muzzuni.